Il Parlamento ha approvato la legge che consente di affidare le barche utilizzate dai migranti per le traversate anche alle associazioni no profit. Finalmente, dopo anni di battaglie condotte da Mare Amico, afferma il coordinatore dell'associazione ambientalista Claudio Lombardo, ciò permetterà un notevole risparmio per le casse dello Stato che spendeva cifre esorbitanti per la distruzione di queste imbarcazioni. E poi anche un miglioramento delle condizioni delle nostre spiagge, spesso invase da questi relitti inquinanti. Il riutilizzo di queste imbarcazioni per scopi sociali, prosegue Lombardo, consentirà anche ai cantieri nautici un incremento delle loro attività per la necessaria manutenzione delle stesse barche. Questa è una grande vittoria del buonsenso, conclude. È stato possibile grazie all'impegno di alcuni deputati con in testa l'agrigentino Michele Sodano, che spiega: è un emendamento importante perché fino ad ora queste imbarcazioni, anche se in buone condizioni, erano obbligatoriamente distrutte. L'emendamento permette quindi di contenere i costi per lo Stato relativi allo smaltimento delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina e di limitare i danni all'ambiente. Siamo sicuri, continua Sodano, che la nostra modifica potrà dare via a progetti di natura sociale in grado di generare anche nuovi posti di lavoro in chiave turistico-ambientale ed infine di riflesso di attivare un consistente sviluppo dell'indotto artigianale collegato al recupero di queste imbarcazioni.